In questa edizione l'Assemblea annuale di Confindustria Vicenza. Tema: le due rivoluzioni, cambia la società, cambia la tecnologia, dove ci porta il cambiamento? Con interventi su questioni di attualità economico-politica e sul futuro che aspetta le imprese. Vediamo assieme il sunto dell'incontro con le dichiarazioni dei relatori. Si è tenuta a Breganze, al quartier generale di OTB, la holding di Renzo Rosso, l'Assemblea 2018 di Confindustria Vicenza. Il patron della Diesel ha dato il benvenuto a 1000 associati, agli ospiti, fra i quali il presidente veneto Luca Zaia e il ministro Erika Stefani, gli esponenti della politica e del mondo imprenditoriale veneto e vicentino. La convention ha messo al centro i temi delle nuove tecnologie e della rivoluzione demografica che sta cambiando il paese, con sempre meno bambini che nascono e sempre più anziani. Un paese che invecchia, con il 20% di over 65 destinati tra 30 anni a diventare il 30%, un paese in cerca di se stesso, di risposte adeguate alle sfide delle due rivoluzioni messe fin dal titolo al centro dell'incontro. Ed è toccato proprio a Rosso aprire i lavori, chiamando subito uno scatto di orgoglio gli imprenditori presenti nell'auditorium del suo scenografico headquarter. Impressionante per vedere una platea così importante. Sapete che noi qua siamo la crema della nostra città. Noi qua siamo quelli che pagano le tasse. Noi qua siamo quelli... Siamo quelli che tengono in piedi l'economia. Noi siamo quelli che permettono che le strade vengano fatte, gli ospedali, le scuole, gli asili, tutto ciò che c'è di sociale è grazie a noi. Quindi dobbiamo essere orgogliosi di chi siamo e di quello che facciamo e di quanto contribuiamo al nostro Paese. Un primo riferimento governativo sul quale si è inserito il presidente degli industriali Luciano Vescovi, intervistato da Claudio Cerasa, direttore del quotidiano Il Foglio, chiamato a moderare l'evento. L'orgoglio di fare gli imprenditori in questa terra è un orgoglio che poi travalica il mestiere specifico, si allarga alle famiglie, ai nostri collaboratori che sono il vero tesoro delle nostre aziende e a tutto il territorio e alle comunità di cui ci sentiamo partecipi. E anche per dare un segnale rispetto a alcune battute recenti, noi i soldi dello Stato non li vogliamo, sono soldi del diavolo, non li vogliamo. Noi vogliamo certamente un percorso di incentivazione all'innovazione attraverso investimenti e quindi ci mettiamo soldi nostri, facciamo la nostra parte con evidentemente un percorso di uno Stato che ti vuole bene, che capisce quanto è il valore dell'azienda manifatturiera per gli azionisti, per i propri collaboratori, per tutto il territorio. Alle spalle 2 trimestri eccellenti e un ottimo 2017, però adesso è cambiato il sentiment del paese e delle imprese, ha affermato Vescovi, soprattutto perché si è constatato che il ministro dell'Industria ha un atteggiamento non favorevole all'impresa. Si ha invece bisogno di vicinanza da parte delle istituzioni, l'aspetto psicologico è fondamentale. Se il sistema imprenditoriale capisce di avere dei governanti che lo supportano, allora investe. L'incertezza è il nemico numero 1 dell'impresa. E alla domanda cosa direbbe a Di Maio e Salvini risponde così. Di Maio è giovane, ha tanto tempo, ritengo che debba effettivamente avere pazienza e di capire che se ha 5 anni di prospettiva deve studiare, deve avere l'umiltà di confrontarsi anche con le organizzazioni dei datori di lavoro, dei sindacati e così via, che sono gente che da tanti anni è radicata nel territorio e ha affrontato in maniera sistematica tutti i problemi senza improvvisarli. Per quanto riguarda Salvini, anche lui è un politico navigato, probabilmente molto più moderato di quello che appare, deve abbassare i toni, vogliono costruire un percorso di 5 anni, lo facciano partendo da basi solide, confrontandosi con le persone competenti. Sul palco, chiamati dal presidente provinciale di Confindustria, sono saliti il presidente del Veneto Luca Zaia ed il ministro Erika Stefani. Interventi anche di Giorgio Metta, vice direttore Istituto Italiano di Tecnologia, e Nando Pagnoncelli, presidente Ipsos, Giuseppe Bono, amministratore delegato Fincantieri, Massimo Garavaglia, vice ministro dell'Economia e delle Finanze, e Gianluca Rana, amministratore delegato Pastificio Rana. E quale sia l'interesse del Paese lo ha ribadito nel suo intervento di chiusura il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia. Puntare sulle imprese, che sono il motore della crescita, dalla quale dipende la stessa stabilità.
un paese che deve molto alla sua industria, perché non è la questione degli industriali ma la questione industriale, ma un paese, il nostro, in cui solo il 30% dei concittadini sa che siamo la seconda manifattura d'Europa. Questa è una dimensione di consapevolezza non marginale, nelle scelte che poi si riverberano nella percezione della politica. E questa discrasia tra percezione e realtà a volte ci fa fare l'errore di appesantirci troppo sul presente e non fare i conti con le nostre potenzialità. E allora qui c'è un'altra questione che è dentro il Paese e che dobbiamo rimuovere. Pagnoncelli lo ha ricordato. Questa percezione arriva addirittura fuori dall'Italia. L'Italia è uno dei pochi paesi al mondo che ha una percezione di sé più negativa di come il mondo ce l'ha di noi. Abbiamo fatto un capolavoro negli ultimi anni. La criticità è arrivata talmente rilevante in termini di negatività che ci siamo convinti di essere peggio di come il mondo ci guarda. E noi dobbiamo cambiare questo mood, e questo mood si può cambiare e si deve cambiare grazie anche all'industria. Quindi occorre fare l'inverso, difendere la lucidità del capire, passando dalla percezione alla realtà. Questo significa approfondire, studiare, recuperare il gusto della sfida.